life's been put on hold for far too long. When the sorrow and despair is growing strong, there is always something good to be obtained. Buongiorno Tango il pazzo. Buongiorno. Tango è pazzo. Buongiorno, guarda come siamo contenti. No, piano. Dai. Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale. Appena partiti per una micro passeggiata. Siamo intorno allo zero, fa un bel freddo, ci stiamo congelando. In macchina mi stava assopendo dal caldo, appena sceso fuori mi sono svegliato in un grido. Susa, dove andiamo? Oggi siamo sull'altopiano dei 7 comuni e siamo a Enego, esattamente sulla strada che da Enego va a Marcesina. Partiamo da località Tombal per andare a vedere una delle fortezze militari più belle della montagna veneta, ed è il Forte Lisser, che è stato ribattezzato anche il leone dell'altopiano. Tra l'altro ringrazio Lucia e il Doc che ci hanno suggerito di andarlo a vedere. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, grandi blogger, famosi blogger. E un saluto a Artù. Tango è sveglissimo oggi. Sì, è la sua temperatura questa, noi dobbiamo ancora un attimo farci il callo. Lui d'estate si addormenta, d'inverno si sveglia. E allora guardiamoci un po' intorno com'è l'ambiente ancora autunnale. Entro breve, un'oretta, arriveremo al forte. Ma che mezzo questo? Bellissimo. Hai visto che panorama, Susa? Ma è bellissimo, Qua vedi tutte le Dolomiti. Ma dove ti porto? Ma dove ti porto io, Andri? Da Susanna verso l'infinito e oltre. Wow. Quello lì è il sasso rosso, visto da dietro. Questo Rosso qua. e Foggia li abbiamo già fatto un bel vlog. Sempre in autunno. Sì, ecco, stavo dicendo con i colori autunnali. Anche lì è stata una bella passeggiata. È bella questa zona, Sì, parecchio bella. Mi piace molto. Questo posto qua parla da solo, Che luce che è venuta fuori. Vero? Quando illumina lì è bellissimo. Ecco adesso, questa è bella. Tango, non farmela sbagliare. Non si dico scatta, funziona. Scatta! Ah. Un po' in ritardo però. Ogni tanto vai, ogni tanto no. Comunque è proprio bello qua. Questa qua fotograficamente è una delle mie zone preferite dell'altopiano. Il sasso rosso, Foggia. Poi in autunno dal suo massimo. Hanno spezzato il cartello. Sì. Perché fate queste robe? Guarda. Mamma mia. Adesso siamo arrivati a Bivio Lambara. Volendo, se non avete voglia di passeggiare, potete anche venire con la macchina fino a qui, insomma, no? Ci sono 3 posti dove partire per vedere il forte, da dove siamo partiti noi, qui o se no ancora da più distante che è Stoner. E adesso noi proseguiamo, quindi andiamo a destra. Fatti vedere fermo che ti sei mosso sempre. Dai, ti mordo un'orecchia, Dai, io che mi metto su perché mi dà una botta e mi spacca i denti. Esatto. No, oggi è proprio matto Tango. Dai, andiamo raga, proseguiamo. Non eravamo mai venuti su questo versante. L'altopiano è bello, ogni volta giri un angoletto e ti si apre un mondo nuovo, come questo. E noi in tanti anni non eravamo mai venuti su di qua per questa strada. Dal lato di là sì l'avevamo visto, ma qua dietro c'è un paesaggio veramente bello. È una landa. È una landa. Almeno in questo periodo. Stavo dicendo una landa desolata. Però non è desolata. No, non è capito? desolata, Perché però di solito si dice pace, allegria. Però di solito si dice così, no? Perché una landa è una terra vasta.
proprio davanti a noi il Cima 12, il monte più alto dell'altopiano. E poi qua abbiamo il Portule e invece qua davanti abbiamo il Monte Fior e tra gli alberi qua sopra Castel Gomberto, che domina su Marcesina, che è proprio qua alla nostra destra. Quindi noi questa parte qua l'abbiamo sempre vista da quel lato là o di là. Qua non eravamo mai venuti e quindi ci si è aperto un po' tutto questo mondo con questo bel canyon qui, molto bello. Ragazzi, ci siamo quasi, ormai siamo arrivati al Forte Lisser, che è una fortezza militare costruita in difesa del confine italiano tra il 1911 e il 1914. Il suo scopo era proprio sbarrare l'avanzata dell'impero austro-ungarico nella Valsugana orientale. All'inizio del conflitto, eravamo lontani dal fronte qui, era praticamente disarmato. Sappiamo che l'8 giugno del 1916, durante la Strack Expedition, è stato colpito. L'anno successivo poi viene preso, cade in mano nemica e vi rimane fino alla fine del conflitto. Oggi è praticamente completamente restaurato ed è visitabile. In questo periodo sarebbe chiuso, ma grazie al sindaco Marco Frison, sindaco di Enego, possiamo visitarlo e farvi vedere alcune immagini. Quindi vale sempre il solito consiglio: venite con una guida che vi spiega tutta la storia, vi fa entrare nell'atmosfera di questi posti e sarà sicuramente un'esperienza molto bella. E questa qua è Enego vista dall'alto. Che bella luce! Eccoci sulla vetta. Andri, qui c'è un panorama mozzafiato, Bellissimo, sì. Dal forte siamo circondati da montagne bellissime, Dolomiti, poi ci sono anche le vette feltrine lì. Buongiorno. Ciao Marco, buongiorno. Ciao Marco. Ciao, piacere. Piacere Andrea. Marco. Siamo proprio contenti di essere qui. Ecco, quindi oggi abbiamo l'opportunità di fare una piccola visita. Sì. Magari ci spieghi 2 o 3 cose. Sì, certo. Questo praticamente, questo forte che è gigante, era un po' come un piccolo villaggio, una piccola cittadina. I forti devono essere proprio una piccola cittadina autonoma, perché dovevano resistere circa questo 20 giorni in maniera distaccata rispetto al mondo esterno. Sono 3 i piani, giusto? Il forte ha 3 piani. Questo è il piano terra, il piano in cui si svolgeva la vita quotidiana all'interno del forte. Poi abbiamo il piano interrato, dove c'era la polveriera, e il piano primo, il piano di guerra, dove si trovavano l'accesso alle 4 cupole corazzate. Il forte è stato costruito tra il 1911 e il 1914. Faceva parte dello sbarramento Brenta-Cesmon, insieme a forti di Cima Campo e di Cima Alta dall'altra parte della Valsugana. Infatti abbiamo un circondario che è meraviglioso, tra Dolomiti, le nostre montagne, poi abbiamo le vette feltrine, il Grappa, da qua si vede tutto, qua si domina proprio. Era un posto molto importante e strategico, proprio sì. perché si domina tutto il territorio qui intorno a noi. Per questo il forte aveva una sicurezza interna molto importante. Era tutto circondato da murature con un fossato, il ponte d'entrata era retrattile, cioè si tirava indietro attraverso delle ruote. E poi nella parte invece in cui ci si poteva aspettare un attacco nemico, quindi nella parte del forte che andava verso l'Austro-Ungheria, si trova tutta una serie di camminamenti, trinceramenti con postazioni per fucilieri e mitragliatrici. In questa stanza possiamo anche vedere come era fatta la pavimentazione di tutte le stanze del forte. Era in legno, perché? Perché un buon materiale isolante contro l'umidità, e rialzata da terra per permettere il passaggio dell'aria. Sembra un po' andare a riprendere le pavimentazioni delle domus ville romane. Inoltre vediamo che in ogni stanza c'è una finestrella. Quella finestrella serviva sempre per l'umidità. Per ovviare il problema dell'umidità si è staccata la muratura del forte dalla muratura della montagna, si è quindi creato un'intercapedine. Questa intercapedine permette un passaggio dell'aria continuo tra la stanza e le murature del forte. Si prosegue. E ora entriamo proprio nella polveriera. Mamma, che impressione.
All'interno di questa stanza c'erano 2 casette in legno parzialmente rialzate a terra, e vedete ancora dove appoggiava la travatura. Quindi casette in legno parzialmente rialzate a terra, staccate dai muri con una propria copertura. Questo perché? Perché qui dentro c'era la polvere da sparo, e la polvere da sparo doveva sempre stare in un luogo secco, e qui sotto però è molto umido. Queste 2 casette servivano proprio per combattere l'umidità. Questa muratura invece centrale dava stabilità alle 2 casette in legno nel caso il terreno tremasse o a seguito dell'arrivo di proiettili al di sopra della polveriera o a seguito dello sparo dei cannoni del forte. La polveriera infatti è così interrata proprio a protezione di eventuali colpi del nemico. La visita continua. Qui possiamo vedere dove arrivavano gli elevatori con gli ogivali carichi di lancio. Queste venivano caricate su dei carrelli, i carrelli su binario andavano da questa parte e entravano all'interno di questa stanza. Qui gli ogivali carichi di lancio venivano sembrate, si andava quindi a formare il proiettile. Il proiettile veniva caricato su un altro carrello, il carrello su un binario andava da questa parte ancora. Qui i proiettili venivano caricati sul secondo elevatore e portati al piano primo, cioè il piano di guerra. 2 elevatori distinti, perché se sopra avevamo l'esplosione, questa si sarebbe fermata qui e non sarebbe arrivata al piano interrato. Qui un'altra camerata per i soldati. Allora, questi sono i bagni, latrine, 3 per i soldati semplici, 1 per gli ufficiali, divise anche da una muratura. Il forte comunque aveva una sorta di impianto di riscaldamento con delle fornelle a legna. Qui vediamo un foro dove usciva il riscaldamento e poi anche qui sopra un foro per gli odori. Come vedete qua è stato utilizzato dagli americani durante le esercitazioni negli anni 50, 60 e 70. Keep on alert, this is no location. Che bello. Andiamo al piano di sopra. Wow. Questa è la sala comando. Qui stavano gli ufficiali nei momenti in cui il forte si trovava a combattere e davano gli ordini, nonché anche le coordinate ai cannoni che dovevano sparare. Ma lì c'è la cupola? No, cos'è? Sì, quella è la cupola osservatorio. Qui c'era una scala, gli ufficiali salivano per controllare dove arrivavano i colpi sparati dai cannoni del forte e i colpi invece sparati dal nemico. All'inizio il forte era stato costruito con un sistema dove si doveva praticamente parlare all'interno dei tubi e i tubi si collegavano alle 4 cupole corazzate. In teoria da progetto la voce da qui sarebbe dovuta arrivare sino alle cupole. Si è accorti proprio in presto che se i cannoni del forte sparavano non si sentiva quanto dicevano gli ufficiali. Per questo, sin dopo la costruzione o meglio la fine dei lavori, questa sala è stata collegata alle 4 cupole corazzate attraverso fili del telefono. Forte Lisser era dotato di 4 cannoni Schneider modello francese da 149 mm. Vuol dire che il diametro della canna aveva uno spessore di 14,9 cm. Delle 4 cupole corazzate in questo forte se ne può visitare una che è stata restaurata. Andiamo. Prima di salire nella cupola corazzata possiamo vedere che c'è una stanzetta molto piccola. Eccola qui, questa è la riservetta, stanza che serviva per mettere i proiettili prima di portarli su in cupola corazzata. Siccome però il proiettile pesava dai 35 ai 40 kg, era pericoloso portarli a mano. Per questo ogni proiettile, ogni cupola corazzata era dotata di questo sistema che si chiama cucchiaio o elevatore a catena. Questa è la cupola corazzata. All'interno di questa stanza c'era quindi l'affusto fisso del cannone, vedete ancora i chiodi che lo ancoravano a terra. Qui sopra c'era un binario e attraverso 36 ruote la parte mobile del cannone con al di sopra la cupola corazzata girava su se stessa a 360 gradi. La cupola corazzata aveva un foro dove fuoriusciva la canna lunga 4 metri. Questi fori, e ce ne sono 18 all'interno di questa stanza, servivano dove mettere i proiettili pronti ad essere sparati.
Questo foro invece serviva per portare all'esterno della cupola corazzata i gas che produceva lo sparo del cannone. Ora saliamo nella copertura. Questa è la cupola della mitragliatrice retrattile. Veniva utilizzata quando il nemico si presentava davanti al fossato, questa si alzava e si abbassava e girava su se stessa a 360 gradi. Una postazione mitragliatrice si sparava, quindi davanti al forte. Qui davanti abbiamo la zona di Valmaron, poi abbiamo la Forcellona, Sì. che è questa catena qui davanti di montagne, che ci divide nella zona di Valmaron la piana di Marcesina, vedete, devastata dalla tempesta Vaia. Nel 1916, quando nell'altopiano stava combattendo la Strafexpedition o spedizione punitiva, il confine, il fronte, arriva proprio in questa piccola catena montuosa qui davanti a noi, delle Forcelle. Il forte si trova quindi nelle condizioni di poter sparare, ma i cannoni erano stati portati via nel luglio del 1915 a seguito del bombardamento da parte austro-ungarica del forte Verena. Anche qui i cannoni erano stati portati via e un anno dopo, nel maggio del 16, non si trovano i cannoni da montare. Quindi vengono portate qui 2 batterie esterne da campagna e poste nella copertura del forte. Vive tutto questo in prima persona l'ufficiale della brigata Sassari Emilio Lussu, che combatteva a Montefiore, da quella parte lì. Lussu scrive nel suo libro Un anno sull'altopiano, e cito: tutta la nostra artiglieria era caduta in mano del nemico. Noi non avevamo più neppure un pezzo su tutto l'altopiano. Solamente da Forte Lisser, vecchio forte smantellato fino al 1915, tiravano 2 pezzi da 149, ma sempre sui nostri. Fortunatamente gran parte delle granate non esplodevano e quindi non vemmo perdite. Qualche giorno dopo quel forte fu rinominato dai nostri corrispondenti di guerra il Leone dell'Altopiano. Sarà proprio queste montagne che tra il 10 e il 25 giugno 1917 saranno protagoniste di quella che ancora oggi è una delle più grandi battaglie al mondo in altura. Una battaglia combattuta tra i 1500 e i 2500 metri, quella che noi tutti oggi conosciamo come battaglia dell'Ortigara. Gli italiani il 19 giugno riuscirono a conquistare la cima dell'Ortigara, quota 2105 metri. Ma le trincee che occupavano gli italiani comunicavano direttamente con le trincee austro-ungariche e i rifornimenti erano tagliati. In questa situazione drammatica gli italiani riuscirono a tenere le posizioni in cima all'Ortigara, ma purtroppo dovettero arretrare con una controffensiva austro-ungarica del 25 giugno che riportò gli italiani sotto l'Ortigara. Ma pensate che i comandanti, quando gli italiani persero l'Ortigara, ordinarono un altro contrattacco. In questi giorni di combattimenti da parte italiana morirono più di 25.000 uomini in poco meno di 10 giorni di combattimenti effettivi. Beh Marco, siamo proprio contenti di essere venuti qui perché oltre che ci hai aperto le porte del forte, ci hai dato delle spiegazioni, ci hai fatto un po' di storia, ma proprio mi è piaciuto l'entusiasmo e come hai raccontato le cose. Ecco, io ovviamente invito tutti a venire a vedere il forte, consiglio sempre una visita guidata, ecco, magari possiamo dire quando è aperto, giustamente. Beh, io ringrazio intanto voi per essere venuti. La storia non deve mai essere noiosa, deve appassionarci, se vogliamo veramente che sia nostra. Tu ci hai messo il cuore. Assolutamente, bisogna. Noi vi aspettiamo dal mese di giugno al mese di settembre su prenotazione, chiamando il nostro comune, la nostra Proloco, sempre attiva nella gestione di questo bel forte. Siamo disponibili a accompagnarvi alla scoperta della storia del Forte Lisser di tutto l'altopiano. Grazie mille Marco, è Grazie stato un a voi. piacerone. Grazie. Ciao Marco! Ciao! Grazie! A voi! Alla prossima! Alla prossima! Amici, come potete immaginare, il forte era così bello che mi ha messo appetito. Che strano, Andri! Per cui ora, prossima tappa, una bella baita e ci mettiamo a mangiare qualcosa di buono e di caldo.
Che strano, Andri, che hai sì. fame, Ok, abbiamo trovato quei signori che salgono perché noi stiamo scendendo, perché dal forte c'è l'indicazione Casara Tombal, giusto? Esatto, abbiamo preso un sentierino CAI segnalato e quindi facciamo un anello. È un anello, è Sì. bello così, vero? Sì. Andiamo giù di là, nel paesino. Però ci hanno detto che se non si prenota non si mangia, brutta notizia ragazzi. Bisogna vedere perché dovrebbe essere tutto pieno quello che hanno detto. C'è molta gente, guarda. Guardate che bella la Susa che si staglia sulle montagne là. Che bello sto sentierino che viene in giù. Bellissimo. Abbiamo una fame, che mi Ci arriva il tabasta. È formaggio un'ora che fuso. aspettiamo, ma c'è un sacco di gente. E qua si mangia bene. Sì, Andri formaggio fuso e io formaggio alla piastra. Però intanto siamo portati avanti con la birrettina. Guardate che bello fare. Siamo stati fortunati perché proprio abbiamo detto mangiamo dopo che abbiamo fatto il giro proprio alla baita Monte Lisser, no? Giusto, Ci sta. stiamo qui. Però dicono che è sempre strapiena. Oh, c'è andata di lusso, l'ultimo posticino. Tanti li hanno mandati via. Sì. Hanno detto che proprio hanno finito il cibo, quindi. E qua abbiamo andata di questo bel lusso. panorama. Adesso ve lo faccio vedere. E la polenta, E quello lì. Ma che bellino! Come profuma, Susa. Sì, la polentina, ho proprio voglia di polentina. Questo posto mi piace tantissimo perché mi ricorda quando venivo in questi posticini di montagna quando ero piccola con i miei genitori. Si è alzato anche Tania. Ti sei svegliato? Aspetta che bolle. Dici? Buono? Mi piace troppo quando fila. 2 euro l'una? Ci sta, è grande. Buono. Aspettiamo i funghi però. Mi piace mischiare. Arrivati i funghi, aspetta. Mischiali. Messi dentro il piatto. Dai, dai. Allora che dirlo vuol dire giro. Buon appetito. Oh, Susanna, don't cry for me.